Ci troviamo qui a Ragogna alla biblioteca. Cosa è successo oggi qua, consigliere di Ragogna? Ma è successo un bel evento, diciamo. Abbiamo ascoltato Paola che ha presentato questo libro dove ci sono le sue ricerche sulle Madonne vestite del Friuli e devo dire che è stato molto interessante perché riporta quelli che sono localmente i nostri usi e costumi, però in un settore dove magari si è fatta sempre poca attenzione. E devo dire che mi ha molto preso e che mi porterà, io che giro abbastanza per altri motivi, specialmente anche in Carnia, ad andare ancora di più a visitare le chiese per vedere quello che lei ha raccontato, perché magari dove andavo io non stavo attento, guardavo come si guardano, diciamo, le cose storiche, ma senza quell'occhio su queste cose. E sicuramente d'ora in poi starò molto attento a come si presentano queste Madonne, se sono vestite o meno. Devo ringraziare perché è stato veramente molto bello e mi ha fatto tanto piacere ascoltarla stasera e penso che tutti siano d'accordo con me, che comunque fa parte, tutto quello che ha detto fa parte della nostra cultura e del nostro territorio, e per persone come me che amano la nostra terra, il nostro Friuli, la nostra storia, riempie, se devo essere sincero, il cuore. Paola, ieri sera ci siamo trovati lì in quel di Coderno di Sedegliano. Oggi ci troviamo invece qui a Ragogna. Cosa ci puoi dire di questo libro? Come è nato e soprattutto quali sono, diciamo, gli aneddoti per realizzare quest'opera? Anzitutto spieghiamo cosa sono le Madonne vestite, perché alcuni lo sanno, ma per altri è ancora un mistero che sveliamo subito. Sono delle opere d'arte che raffigurano la Madonna, spesso la Madonna, ma anche altri santi maschili, San Luigi Gonzaga, San Valentino, tantissime volte Sant'Antonio da Padova, ma anche abbiamo scoperto Sant'Elena Imperatrice, Sant'Agnese, Santa Notburga. Andiamo da Sappada, dalla montagna quindi, e fino al mare nel Friuli storico attraverso un'opera che sarà di 4 o 5 volumi, perché le Madonne che scopriamo sul nostro territorio sono veramente sempre più numerose, e che ci accompagnano appunto alla scoperta di queste opere polimateriche che furono proibite all'inizio dello scorso secolo. Siamo all'inizio del 1900, la Chiesa dirama un divieto, una forte restrizione, alcuni lo chiamano divieto, altri lo chiamano restrizione, che raggiunge le diocesi e quindi le parrocchie. Ai sacerdoti che operano a livello locale viene comunicata la necessità di eliminare alcune opere d'arte particolari che si trovavano in numero estremamente elevato nelle nostre chiese, ed erano le Madonne vestite, le Madonne con gli abiti veri, le statue polimateriche che indossavano gli abiti che indossiamo anche noi e venivano vestite così come ci vestiamo noi, o meglio venivano vestite da chi? Dalle donne del paese, che avevano la prerogativa in quest'ambito. E qui si apre questo universo veramente sfaccettato e di grandissimo interesse, non solamente etnografico e artistico e storico, ma anche di grandissima sensibilità e di storia dei nostri territori, dei nostri paesi, delle nostre comunità. Sono storie che sono profondamente radicate nei nostri borghi e rivivono oggi attraverso questa riscoperta di opere che sono state salvate letteralmente dalle comunità. Quando questo divieto impose ai parroci locali, quindi ai sacerdoti e alle comunità, di distruggere letteralmente le Madonne vestite, le comunità cosa fecero? Cercarono di salvarle. Moltissime opere hanno attraversato un secolo burrascoso, che è stato quello del Novecento, per arrivare fino ai nostri giorni, e quindi mostrarsi a noi in questi primi anni del terzo millennio in tutto il loro splendore, portando la loro carica incredibile di storia, di significato, di pietà popolare, di devozione, cura, presenza, radicamento della fede nella concretezza propria del nostro Friuli, il Friuli storico.
Danelon, Nadia, tu sei la storica che ha aiutato un po' Paola in questa ricerca per quanto riguarda il discorso delle Madonne vestite. Esatto. Ma sei carnica? Allora, io sono carnica, di sangue carnico, perché mio padre era di Socchieve, di Nonta di Socchieve, e mia mamma era di Invillino, una frazione di Villa Santina. In Carnia tornavo nei weekend a trovare i nonni paterni a Nonta, e così ho avuto modo di conoscere negli anni la storia della Madonna di Nonta, che mi è sempre stata raccontata dalla popolazione appunto della frazione dove è nato mio padre. L'incontro che hai avuto con Paola. Sì. E poi cosa è successo? Nel senso che vi siete uniti, avete cercato, avete scoperto, cosa è successo? Allora, ci siamo conosciute in chiesa a Nonta, perché Paola aveva chiesto di poter vedere appunto la statua della Madonna, che ancora conserviamo, e la mia madrina Gabriella aveva aperto la chiesa. Considerando che io ho affrontato appunto degli studi storico-artistici e ho studiato parecchio il patrimonio locale, mia Santola aveva proposto appunto a un'altra signora che era lì presente di andarmi a chiamare, e così ho avuto modo di conoscere Paola, in quanto mi avevano avvisato che in chiesa c'era questa studiosa, e per l'occasione, appunto in quell'occasione, ho conosciuto Paola e Maurizio. Che cosa puoi dire in rapporto a Paola, che io ho già sentito? Paola Treppo è una giornalista, è una ricercatrice e tutto quanto. Cosa puoi dire? Qualcosa che ti ha colpito in tutta questa ricerca? È una persona che ama il Friuli, ama le nostre tradizioni, ama raccontare il Friuli, ama guardare con uno sguardo umile al nostro popolo, ai nostri compaesani, e soprattutto, come ho avuto modo di dire in più di un'occasione, Paola è entrata con educazione nelle case, nelle chiese, con un bel sorriso, riuscendo ad aprire anche porte che spesso, e questo è un po' un orgoglio carnico, non sempre sono accessibili. Parlavamo dell'orgoglio carnico, ma la nostra abitudine di chiudere le porte delle chiese è dovuta anche al fatto che nei secoli passati erano facilmente preda dei ladri. Ecco, Paola è riuscita ad accedere ovunque, riuscendo a superare il nostro, diciamo, orgoglio tipico. Ce n'era almeno una vestita in ogni chiesa, o nelle chiese principali erano vestite. Allora, i colori non sono mai casuali. Abbiamo una Madonna vestita di rosso. Il rosso era il colore imperiale ai tempi dell'antica Roma. Abbiamo una Madonna con il fiocco azzurro. Allora, come dicevo, i colori non sono casuali. Il fiocco azzurro della Madonna rimanda alla natura divina del Cristo anche. E poi le rose della Madonna del Rosario, che abbiamo già avuto modo di commentare. Quindi ho fatto un sunto iconografico della copertina. La mia ricerca è una ricerca che dura da tanti anni e che continua con le collaborazioni, con la viva e fondamentale collaborazione delle comunità locali.